e le avevamo mandato una mail chiedendogli che mandasse al suo posto, delegasse qualcuno della regione che potesse poi rispondere a tutti i comitati. Il dottor Benedollo è della nostra azienda, capiamo che la nostra azienda è un fungo atomico perché è talmente vasto questo territorio, proprio abbiamo visto che va da Tarvisio fino a Varco ed è ingestibile come territorio. Capiamo questo perché vediamo che anche in questioni di ambulanze siamo veramente in maniera molto grave. Devono ritornare alle ambulanze dove erano, potenziare il pronto soccorso di Gemona perché l'ospedale di Gemona è collocato in una posizione strategica a equità di chilometri da San Daniele e da Tolmezzo e da Udine, perciò ha una viabilità che può offrire veramente una valvola di sfogo per Udine e salvare molte vite quando vengono da altri territori molto distanti per arrivare fino a Udine o più in là. Do la parola al sindaco di Gemona. Grazie, buonasera a tutti. Non me ne vogliono i comitati presenti o tutte le autorità, però prima di tutto voglio rivolgermi a voi cittadini. A voi cittadini che siete qui e siete qui dopo un anno ancora a lottare per la chiusura, contro la chiusura di questi ospedali, e quindi fatevi avere un applauso forte perché non è facile mantenere alta la tensione e soprattutto voi cittadini siete lì a vitale per questi comitati e per questi amministratori che vogliono essere al vostro fianco semplicemente per difendere il vostro diritto alla salute. Ci sono alcuni aspetti però che in questo anno non si possono sottacere. Mi dispiace per il direttore perché chiaramente il direttore è un tecnico, non c'è la parte politica tranne il consigliere regionale Agnova, che comunque ringrazio per essere qui questa sera, non c'è la parte politica che ha approvato e quindi il direttore può solo fornire delle risposte tecniche. Però è importante dire alcune cose che diventano tecniche, perché forse è vero che ci saranno ambulanze in più, forse è vero che ci saranno più servizi, ma non si era mai visto arrivare i pompieri a prendere la gente e magari poi vedere in alcuni ospedali, perché dobbiamo essere chiari, e a me fa piacere vedere che anche territori come la Carnia e San Danielese, con i sindaci che hanno votato in toto quel piano attivo locale dell'azienda sanitaria, con solo i 3 sindaci contrari, Gemona, Montenazzo e Bordano se non ricordo male, a me piace vedere oggi quei sindaci che hanno dato carta bianca a questa azienda sanitaria per fare quel macello che sta succedendo oggi, che stanno cambiando piano piano idea. Perché è importante? Perché come sindaci, lo dico a tutti i sindaci presenti, siamo le sentinelle dei territori, non siamo le sentinelle del partito. Qui siamo a fare gli interessi della gente prima di tutto, poi facciamo anche gli interessi ognuno dei nostri partiti. E l'avevamo dimostrato, mi spiace che il presidente Tondo sia andato via, proprio quando la riforma l'aveva fatta l'altra parte politica, su cui tutti insieme, il primo sottoscritto che apparteneva a quella parte politica, ci eravamo schierati e abbiamo ottenuto i risultati di rimettere Cividale e Gemona all'interno della legge Tondo. Quindi a tutti i sindaci, gli amministratori, gli rinnovo l'invito, perché è importante che tra di noi stiamo uniti, perché quando alla politica si sostituisce il giudice, e questo vale per la sanità, per gli enti locali e per tutto quello che sta succedendo, vuol dire che non siamo più capaci di dialogare tra di noi e non siamo più capaci di fare il nostro lavoro e giustamente la gente non viene a votarci sta casa. Io credo che basterebbe rivedere l'intervento che avevo fatto alcuni mesi fa sempre davanti a questa platea per capire che siamo ancora fermi lì. È vero che in questo momento alcuni ospedali sono già stati riconvertiti,
Altri ospedali, guarda caso, dove si è elevata la voce della gente e dei comitati di più, sono ancora in stand-by. Io credo che non abbiamo ancora perso le speranze. Non abbiamo perso le speranze perché questi fatti che avvengono ogni giorno ci dicono purtroppo che avevamo ragione, e quindi qualche volta in politica bisogna essere anche capaci di cambiare idea e dire purtroppo ho sbagliato. Quindi, visto anche l'ora tarda, io vi faccio veramente un invito a tutti voi comuni cittadini: non lasciateci soli. State con la schiena dritta, protestate vivamente sempre quando ci sono dei disservizi, perché solo con la vostra voce noi abbiamo la voce forte per poter dire a questa gente che sta sbagliando, che stanno andando nella direzione sbagliata, e soprattutto sul fatto dell'antisismicità, permettetemi, siamo veramente alle comiche. Viene una piccola scossa, ormai le scosse ci stanno girando tutto intorno, stanno arrivando fortunatamente o sfortunatamente da altre zone. Però andiamo a verificare come Friulani se la centrale di Krško in Jugoslavia sta in piedi, e non verifichiamo se per caso c'è un terremoto, poi l'ospedale ci dovrebbe poi fornire servizio durante il terremoto. Siamo veramente alle comiche finali. Così mi auguro che non ci sia alcun finanziamento da parte della regione per l'ambulanza che trasporta gli animali, perché prima degli animali non vedere le buone. Grazie. Adesso do la parola al dottor Usai. Sì, mi metto qua così. Sono consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Essenzialmente sono venuto qua per ascoltare, però volevo dare un piccolo contributo a quello che è stata la discussione. Intanto un'osservazione che è stata evidente questa sera, ma anche durante le audizioni. La mia sensazione, ma anche la sensazione di molti tecnici che hanno ascoltato le audizioni, è che in realtà sono stati più tecnici i comitati che sono venuti a raccontare che i tecnici che sono spiegatori esterni. La prima osservazione, perché poi quando ci sono delle persone che si informano e fanno massa critica, e penso sia cittadini interessati, comitati, ma anche professionisti che ci tengono alla sanità e al proprio lavoro, sono quelli che vivono sulla propria pelle l'esperienza, che vanno a raccogliere i malati, ci tengono al proprio lavoro e quindi danno un contributo, anche se spesso hanno un po' di reticenza perché poi sono coinvolti e non possono, diciamo, parlare male delle proprie aziende. Io ho sostenuto due cose. Intanto volevo dire, prima è stato detto ci sono ambulanze in più. Sì, però allora, la riforma è uscita così, no? 6 ambulanze in più e il soccorso notturno. Allora, il soccorso notturno hanno già spiegato che non è notturno, è solo sulle 20 fino a mezzanotte, e di notte si vola diversamente, per cui il rapporto costi-benefici è tutto da dimostrare. Le 6 ambulanze in più sono H14, il che significa che di notte non si migliora niente. E questo qui egemona in montagna, ma anche nel resto della regione. Per cui devono spiegare perché non hanno concesso di mettere l'ambulanza chiusa forte H24 e non hanno concesso anche di coprire altri territori dove in realtà le criticità permangono. Per cui non solo spot, vorremmo anche qualche risposta a questo punto. Un'altra cosa vorrei dire, prima forse è andato velocemente la dottoressa Stabile, cioè è molto grave. In questa regione non bisogna solo dire che ci sono meno ambulanze rispetto a altre regioni, non si rispetta il decreto ministeriale. Cioè noi nella nostra regione abbiamo scelto di non prevedere l'ambulanza medicalizzata, che è una cosa che il Ministero prevede, e abbiamo deciso di scegliere di non rispettare il decreto ministeriale che prevede un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti, ogni 300, massimo 350 km, e ne avremo un mezzo ogni 200.000 abitanti e a 1.300 km, senza considerare la correzione per l'area montana. Per cui si penalizza pesantemente. Allora, c'è qualche ambulanza in più, ma siamo lontanissimi dagli standard nazionali e siamo lontanissimi dagli standard che altre regioni stanno applicando. Questi sono dati, non è che c'è l'opposizione che vi dice così. Per cui
bravi i tecnici, bravi i comitati che fanno informazione, i politici su questo dovrebbero rispondere. Sulla riforma si potrebbe dire moltissimo, è stato già detto prima, i medici in generale non si sono ancora messi insieme, adesso in finanziaria probabilmente ci saranno parecchie decine di milioni di euro per invogliarli a stare insieme. C'è un discorso anche dell'università che adesso è di penalizzazione dei medici ospedalieri che non sono stati coinvolti nell'attuazione di quello che sarà il protocollo, stanno brontolando, per cui ci sono molti malumori. Però non voglio dilungarmi perché sulla riforma si potrebbero parlare ore e ore e ore. Io vorrei solo dire una cosa. La riforma dell'emergenza urgenza ha avuto un'unica modificazione di sostanza, è stata la vittoria di mantenere l'ambulanza anche d'inverno a grado. Questa vittoria è stata in primis merito dei comitati, dei cittadini che sono scesi in piazza e che hanno manifestato tutti assieme e di tutti i partiti politici come anche noi, Forza Italia, ma tutti quelli che hanno voluto far presente quelle che sono le ragioni sollevate in primi dai tecnici ma poi anche dai cittadini. Per cui se si va, mi sembra molto importante questa serata perché non solo per informare i politici che hanno avuto la pazienza di stare fino a quest'ora ad ascoltare, ma anche perché solamente assieme si possono vincere le battaglie e questo dobbiamo sempre ricordarcelo, al di là degli schieramenti politici di destra o sinistra, sui temi e sulle cose importanti dobbiamo lavorare assieme. Avrei anche cosa da dire, però volevo giusto fare visto che ho parlato di cose tecniche fuori un attacco. Prima qualcuno ha detto appunto manca la Presidente, è vero, me lo ricordava il mio collega, era alla 7, per cui sta bene. Vado, magari ci piacerebbe non avere una Presidente part-time che si occupa di tutte le cose, ci piacerebbe avere una Presidente qua che ascolta le persone che pensa un po' meno all'immagine. Allora è vicepresidente del PD, non è presidente della regione. Perché non basta fare tante riforme per dire io ho fatto tante riforme, ci piacerebbe che queste riforme funzionino e che servono per i cittadini. Grazie. Bravo. Grazie. Solo volevo dire una cosa, io sono di Trieste, sono qua e per cui mi sono fermato volentieri, però no, io volevo dirvi. Prima vi ho detto, lavoriamo insieme, qui tutti i gruppi di tutti gli schieramenti politici, qui c'è anche il meetup di Gemona che sta lavorando su questa tematica, io vi prego, trasversalmente, io parlo per i miei che sono qui, che si stanno impegnando su questa tematica, mi hanno chiesto di portare ieri, c'è una nostra parlamentare nazionale, che sia della Lega, che sia di indifferente, mettiamoci assieme e lavoriamo per il bene del cittadino.